In una terra lontana e in un tempo antico, dove le battaglie e le conquiste disegnavano la mappa del mondo, visse una principessa di nome Clotilde. Di nobile stirpe, nacque in una famiglia reale, ma la sua vita non fu mai facile. La sua esistenza si intrecciò con dolori profondi fin dalla più tenera età, quando un oscuro tradimento colpì la sua famiglia. Il suo zio, mosso da ambizione e sete di potere, assassinò suo padre, la madre e i suoi fratelli. Solo Clotilde, grazie alla sua innocenza, scampò a tale destino, suscitando pietà nel cuore del feroce zio. Cresciuta alla corte di colui che aveva causato tanta sofferenza alla sua famiglia, Clotilde imparò a trasformare il suo dolore in forza. La sua gentilezza, la sua carità e il suo profondo spirito di pietà conquistarono l'ammirazione di tutti coloro che la conobbero. La sua vita era come una luce in mezzo alle ombre di una corte, dove il potere e l'ambizione spesso si mescolavano a intrighi e dolore. Fu per queste sue qualità che Clodoveo, re dei Franchi, la chiese in sposa. Clotilde accettò, affidandosi alla provvidenza. Sapeva che, anche in questa nuova vita, avrebbe portato la sua croce, ma era pronta a farlo con la stessa forza e fede che l'avevano sempre sostenuta. Il matrimonio con Clodoveo aprì a Clotilde una nuova missione: convertire il marito e il suo popolo all'autentica fede. Clodoveo, benché di carattere severo e seguace dell'arianesimo, mostrò una certa apertura verso i cristiani, merito anche dell'influenza positiva di Clotilde. Con pazienza, amore e profonda fede, Clotilde lavorò al cuore del marito, sperando in un miracolo. E il miracolo avvenne. Durante una battaglia contro gli Alemanni, Clodoveo, in punto di sconfitta, invocò il dio di Clotilde, promettendo di convertirsi se avesse vinto. La vittoria che seguì fu segno della grazia divina. Clodoveo mantenne la promessa, convertendosi alla fede cattolica insieme a 3000 dei suoi guerrieri. Questo evento segnò l'inizio di una nuova era per il popolo franco. La vita di Clotilde, tuttavia, non fu esente da ulteriori prove e sofferenze. Alla morte di Clodoveo, nel 1511, il suo cuore fu nuovamente colpito dal dolore. Ma quelle furono le ultime tempeste prima della serenità eterna. I suoi giorni terreni si conclusero il 3 giugno del 1545, a Tours. Fu sepolta a Parigi, accanto al suo amato Clodoveo. La storia di Santa Clotilde è un inno alla forza dell'animo umano, alla capacità di trasformare il dolore in speranza e alla fede incrollabile che può cambiare il corso della storia. La sua vita fu una croce portata con amore, un cammino verso la santità che illumina ancora oggi il nostro cammino. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.